Nuove verifiche ambientali sui rigassificatori di Trieste, le chiede il ministro Clini. Il ministro dell'Ambiente Clini ha disposto un supplemento di istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale del rigassificatore di Zaule e ha avviato ulteriori approfondimenti su quello offshore nel Golfo di Trieste. Eva Ciuc. Durante l'incontro in prefettura a Trieste, avvenuto ad inizio dicembre, il ministro dell'Ambiente Clini aveva annunciato che avrebbe ipotizzato una riapertura della valutazione dell'impatto ambientale qualora avesse ricevuto informazioni aggiuntive che in qualche modo avessero modificato il contesto che aveva caratterizzato la precedente procedura di autorizzazione del progetto di gas natural. A pensarci è stata l'autorità portuale di Trieste che, aggiungendosi al fronte del no del comune e provincia, ha inviato al ministro una nota datata il 10 dicembre contenente informazioni aggiornate sui dati e sulle prospettive del traffico e dello sviluppo delle attività portuali, e la comunicazione del ministro Clini è arrivata immediatamente. La procedura di approvazione del piano dell'impianto di Zaule e di quello offshore previsto nel Golfo di Trieste verrà riaperta anche tenendo conto della valutazione ambientale strategica del piano regolatore portuale di Trieste, ancora in corso, e delle prescrizioni in materia di sicurezza, perché la crescita rilevata e prevista dei traffici marini nel Golfo imporrebbe anche la creazione di una vasta zona di rispetto, con riflessi anche sulle acque territoriali della Slovenia. Il ministro ha ricordato che nel corso dell'ultimo incontro bilaterale a Lubiana è stato concordato di convocare in gennaio una riunione dei 3 paesi dell'Unione Europea, Italia, Slovenia e Croazia, che condividono lo stesso mare e hanno interessi comuni nella realizzazione di impianti per l'approvvigionamento di gas. È prevista anche la partecipazione della Commissione Europea.